Siamo con Diego Rossetti, presidente di Confindustria Alto Milanese. Siamo all'appuntamento con l'Assemblea. Quali sono, una volta che sarà finita la guerra, quali sono le due urgenze che restano da risolvere per le imprese del nostro territorio? Beh, sicuramente un tema è quello del controllo sulla speculazione. La speculazione selvaggia ha dimostrato la sua potenza, la sua invasività e va assolutamente regolata in un qualche modo. E poi anche in funzione dei problemi dell'energia che l'Europa insomma, deve essere più veloce, più agile nel prendere decisioni, bisogna trovare il sistema di superare gli individualismi e lavorare veramente nell'interesse del continente. Ecco, voi in quest'anno vi siete molto adoperati sul fronte della formazione. Le imprese fanno ancora così fatica a trovare il personale di cui hanno bisogno? Sì, sì, questo qui è veramente un nodo importantissimo sul quale noi stiamo investendo tantissimo tempo, abbiamo investito risorse, abbiamo addirittura cambiato la sede proprio per dare il giusto spazio alla formazione, quindi siamo impegnatissimi, i nostri imprenditori sono impegnati perché salgono letteralmente in cattedra a fare lezioni, quindi è un tema caldissimo.